Allora, stavamo chiacchierando fuori onda, giustamente sollevava la questione, segnalare a qualcuno dove si va e quanto tempo si sta via. Sì, sembra una banalità, ma è importantissimo perché lasciar detto qual è la meta della propria escursione, arrampicata o qualsiasi sia diciamo, l'obiettivo della giornata e dare uno stimato, un'indicazione di quanto tempo si prevede di stare in giro. Assolutamente. Onde evitare di attivare ricerche e soccorsi inutilmente se magari si prevedeva di stare via a lungo e invece dare un grandissimo aiuto in caso di problema a chi ci viene a cercare, perché se lasciamo detto dove siamo, dove vogliamo andare, l'area di ricerca è ristretta, altrimenti si vado a fare un giro in montagna. Assolutamente, quindi questa è un'altra cosa molto importante. Sì. Leggiamo un po' il messaggio velocissimo. Buongiorno, faccio trekking da tanti anni e vedo a volte sui percorsi di montagna persone improvvisate senza attrezzatura che non sanno neanche dove devono andare. Bisogna avere rispetto della montagna sia col caldo che col freddo. Verissimo questo. Sì, assolutamente sì. Come si diceva prima è importante preparare prima l'escursione, sì. Quindi anche informarsi sulle condizioni del luogo dove si vuole andare. Ci sono stati per esempio tutti i problemi con gli alberi schiantati a seguito della Infatti volevo chiedere proprio questo, sono gli schianti, alberi che sono caduti, bisogna stare attenti. Sì, non tanto per gli alberi di per sé, è proprio una questione di percorsi, ci sono molti percorsi purtroppo oggi che sono ancora impraticabili. Cosa bisogna fare per sapere di non finire in mezzo a questa marea di alberi che è difficile anche da scavalcare, sono pericolosi? Sì. Allora è importantissimo informarsi prima, dove ci possiamo informare, di sicuro le sezioni del CAI territoriali sono molto informate su questo. Quindi sul web guardare il CAI? Sì, ma anche i numeri di telefono, sul sito trovate il numero di telefono della sede del CAI del posto zona, e chiedete. Okay. La stazione del soccorso alpino è sicuramente informata sulle condizioni o altrimenti i locali, nel senso le malghe, i rifugi, i ristoranti, le associazioni magari territoriali del turismo, di promozione turistica, se c'è l'ufficio delle guide alpine sul posto. Queste sono tutte persone che vivono nella zona, che frequentano e che quindi ci sanno dare indicazioni molto più aggiornate magari rispetto a qualche vecchia recensione che c'era sul web che non è stata aggiornata e che potrebbe portarci in inganno. Questo è l'altro problema. Quando ci si trova in mezzo a questi maree di alberi che ci sono giù, perché si è sbagliato sentiero, perché non c'era più l'indicazione, perché ci si trova lì? Che cosa consigliate? Beh, allora, se si ritiene in sicurezza e velocemente di essere in grado di aggirare il problema, si può provare. La cosa importante è cercare di evitare di fare, diciamo, manovre che possono mettere noi e chi è con noi in maggior pericolo. Per cui possibilmente torniamo indietro, rifacciamo la stessa strada che abbiamo fatto, se fino a lì ci siamo arrivati in salita vuol dire che è agevole abbastanza anche per il ritorno. Se proprio nel mentre succede che viene buio o comunque si è provato a passare e alla fine non ci si trova più dove si sta andando, chiaramente chiediamo aiuto, magari possibilmente prima che venga buio, perché poi col buio tutto è molto più complicato, e chiediamo aiuto, lo si fa col telefono, se il telefono prende, componendo i numeri di emergenza e il numero di emergenza sanitaria, sappiamo tutti essere il 118, al quale è importante riferire appunto dove si è o dove si pensa di essere, qual è il tipo di problema, in modo che poi la centrale sia in grado di inviare la competenza più utile e più pronta per il tipo di intervento. Una cosa ancora molto importante è quella di restare fermi sul posto, che so che è contro l'istinto, perché ci verrebbe voglia di provare a uscire. Però siccome abbiamo delle opportunità con la tecnologia noi di rintracciare e di geolocalizzare la persona, se questa persona viene geolocalizzata in un punto e dopo magari perde segnale e nel mentre si è spostata magari anche di parecchio, rischiamo di andare in cerca di una persona su un posto quando in realtà è su un altro. Quindi mettersi in sicurezza e aspettare, diciamo, ma soprattutto se in quel posto il telefono prende, che i soccorsi arrivino. Se il telefono prende, esatto, questa è l'altra cosa importante. Per invece, un attimo solo che leggo anche i messaggi che stanno arrivando, sono un amante della montagna e sarebbe stato bello vedere delle immagini di esempio di soccorso, la gente deve imparare che c'è chi si sacrifica e rischia per comportamenti scellerati di sprovveduti vacanzieri senza il minimo di esperienza. Vediamo se la regia mi mette anche il messaggio che c'era in precedenza, che non abbiamo neanche letto, vediamo un secondo. Carissima Elena, è sempre bello vedere come si muove la macchina dei soccorsi, credo il Veneto sia di esempio per tutte le regioni, bravi, quindi complimenti a voi. Grazie.
come chiamare, come fare intervenire i soccorsi? Ma per noi le procedure sono le stesse, l'importante è che, come Ma diceva... sotto però non no, prende? sotto non prende, perciò appunto il nostro problema è quello proprio di riuscire a uscire dalla cavità, per quello si diceva prima di almeno in 4, perché se deve succedere magari un infortunio a una persona, questa persona non può essere abbandonata da sola in grotta, perciò uno deve rimanere con lui. Ah, una persona resta e altri due escono vanno. Perché si è visto proprio con l'esperienza che far uscire una persona da sola da una grotta in condizioni emotive di stress può creare un ulteriore incidente. Problema. È successo proprio storicamente, persone che sono uscite per chiamare i soccorsi che poi hanno subito un altro incidente, perciò si esce in 2, quando si esce le 2 persone chiamano il 118, danno delle indicazioni precise il più precise possibile sull'accaduto e soprattutto devono rimanere sempre repelibili sul luogo e al telefono da cui hanno chiamato. Assolutamente. Un episodio recente o non recente che l'ha colpito, che si è verificato, a parte quello della valanga, ma magari anche banale, che però fa capire quanto è importante stare attenti? Ma allora, con i primi giorni che ha fatto bel tempo e è scoppiata l'estate, la montagna anche fortunatamente si è, diciamo, riempita di turisti e di escursionisti, che è sempre una bella cosa. E gli episodi che ci lasciano sempre amareggiati è, come diceva anche qualche telespettatore, quando poi si trova che queste persone sono andate proprio improvvisate, quindi senza neanche la minima scarpa da ginnastica, magari con i sandaletti, piuttosto che con le ciabatte in infradito. E lì se ti storgi la caviglia o cosa? Sembra banale, ma una persona che si crea un problema in montagna, magari alle 6 di sera, che sta cominciando a divenire buio, la temperatura cambia, nel mentre arriva un temporale, è una cosa che per noi come soccorritori può diventare un problema da gestire. E quindi io appunto ribadisco, chi va a affrontare questi percorsi, un minimo di preparazione, studio e riflessione prima di andare è importante. Assolutamente, e con sé uno zainetto con Certo. il kit, diciamo, questo è importantissimo. Siamo in chiusura, anche a lei un episodio recente, qualcosa che è successo, c'è stato o per fortuna no? Ma ultimamente non abbiamo avuto grossi, no. Ecco, la cosa che fa capire quella che è la complessità, insomma, dei nostri interventi, ritorno a un intervento che è stato fatto, a cui abbiamo partecipato anche noi come veneti nel 2014 in Baviera, in cui per il soccorso di questo speleologo che si era fatto male in questa grotta molto profonda nel Salisburghese, e siamo intervenuti con in tutto quasi 800 persone. Mamma mia, 800 persone! 12 giorni di recupero per tirarlo fuori dal -1000 fino all'ingresso della grotta. -1000, spaventoso, vivo? Un lavoro in cui, diciamo, mi ricollego a quello che si diceva prima, il risvolto positivo alla vicenda è stato dato proprio dal soccorso italiano. Mamma mia, vabbè, complimenti. Io vi ringrazio tantissimo e in bocca al lupo per il vostro lavoro. Grazie naturalmente di questo lavoro, perché lo fate con grande buona volontà. Sono volontari, quindi è bene sempre riconoscere il merito, e grazie per averci seguito. Appuntamento naturalmente alla prossima occasione, e speriamo di poter parlare ancora di persone che con grande generosità si dedicano per aiutare gli altri. Grazie.